Come la Befana è stata molto generosa, mi erano avanzati tutti questi Kinder. Butto a qua, butto a là, agittiamo, faccio una bella brioche e ci metto i Kinder dentro. Volete fare pure voi? Pigliate carta e penna e venite appresso a me. Fare la brioche al Kinder ci vorranno 4 uova, 300 g di farina 00, 100 g di zucchero, 10 g di lievito, 250 ml di latte e 100 ml di olio di semi di girasole e un pizzichino di sale. Per prima cosa fate intiepidire il latte e ci mettete il lievito dentro e 100 g di zucchero. Lo fate diventare tiepido. Al tempo in una ciotola mettete la farina e rompete le 4 uova dentro. 1, 2, 3 e 4. Mettete un pezzettino di sale come vi ho detto e l'olio. Questo bicchiere non ha mica diventa cristalliera, anzi non diceva argentiera. Unisco il latte e il lievito che avevo intiepidito prima e iniziamo a fare un misca Francesca. Per caso l'impasto vi sembra un po' mollo, a così aggiungete a occhio un altro po' di farina, ok? Finché non si accorpa. Ecco qua ragazzi, l'impasto è pronto, guardate come è venuto bello. Adesso lo copriamo e lo facciamo raddoppiare di volume. Quando è raddoppiato di volume, a temperatura ambiente, bello posto al calduccio, siamo pronti per fare la brioche. Brioche Kinder parte 2. Guardate l'impasto, guardate qua, lo babà. Adesso lo togliamo dalla ciotola. Ecco qua, guardate qua. E lo stendiamo. Ecco qua ragazzi, ho formato il panetto, adesso lo divido in 2 e andiamo a fare la nostra treccia e ci mettiamo il Kinder, le barrette Kinder. Ecco qua, l'impasto l'ho steso, ho ottenuto 2 pezzi e mo ci vado a mettere tutte le barrette Kinder. Ecco qua, vedete? Adesso andiamo a preparare la treccia. Adesso inizia ad arrotolare così come se si stesse facendo un casatiello, e girate man mano i pezzi di cioccolata insieme all'impasto. Non vi faccio aprire, aspettate. Ecco qua, così guardate, proprio come se si stesse facendo un casatiello. Questo impasto potete fare anche il Danubio, quello là salato se vi piace. Potete fare il pallino con Nutella, potete fare un sacco di cose con questa pasta brioche. Ecco qua, così, arrotolate, facete un bello sausage lungo. Vedete? 1 e 2. Qua adesso prendete l'estremità e arravogliate così, vedete? E poi iniziate a fare la treccia, così. Copriamo come bene. Prendete un tuorlo d'uovo, un po' di latte, lo sbattete e poi ce lo passiamo su tutta la treccia. Ecco qua, così. So, un'altra mezz'oretta di riposo nel forno spento con la lucina accesa. Ecco qua, siamo pronti. Il timer a 45 minuti a 175 gradi, mi raccomando, ogni tanto e a da occhi. Ragazzi, eccolo qua, è pronta la nostra trecciona al Kinder, è pronta. Assaggiamo. Guardate qua ragazzi, che profumo. Assaggiamo. Assaggio,
fate questa ricetta, scrivetemela nei commenti. Un bacio e buona serata a tutti quanti.